Ciao, mi chiamo Francesca e sono mamma di una splendida bambina di 7 anni che si chiama Adele. Inizia così la testimonianza di una delle mamme che, grazie al sostegno del Centro di Aiuto alla Vita di Rapallo e Santa Margherita Ligure, ha accolto la sua bimba 7 anni fa all'età di 19 anni. Oggi Francesca afferma che la sua vita è stata trasformata da quella scelta. Prima le mie giornate erano grigie, ma con Adele ho iniziato a vivere a colori. La veglia per la vita ospitata nella Basilica di Nostra Signora della Rosa a Santa Margherita Ligure è stato motivo di riflessione sul dono e la responsabilità di ciascuno a custodirla dall'inizio alla fine. Il vescovo Giampio De Vasini ha parlato della necessità di diffondere la cultura della vita anche nella sofferenza. Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita. Mettere termine ad un'esistenza, ha spiegato il vescovo, non è mai una vittoria né della libertà, né dell'umanità, né della democrazia, bensì il tragico esito di lasciare sole le persone con i loro problemi e la loro disperazione. La risposta che ogni vita fragile silenziosamente sollecita è quella della custodia e del prendersi cura. Risultano per tanti inaccettabili pratiche come il suicidio assistito, l'eutanasia, ma al tempo stesso anche procedure mediche che abbiano come esito di prolungare artificialmente la vita. Perché quando la morte è inevitabile, quando le cure non funzionano, bisogna evitare di accanirsi. L'uso di analgesici per alleviare le sofferenze del moribondo, ha concluso il vescovo, può essere moralmente conforme alla dignità umana se la morte non è voluta né come fine né come mezzo. In questa linea si muove la medicina palliativa. Essa riveste una grande importanza anche sul piano culturale, impegnandosi a combattere tutto ciò che rende il morire più angoscioso e sofferto, ossia il dolore e la solitudine.